Senta Sindaco, hanno passato a proposito di Cecilia Calabria un pizzino per farle una domanda sullo svuota carceri che è stato votato oggi. Non vorrei che fosse sottinteso per far posto a Berlusconi, non so, le chiedo. Allora, intanto rispetto alla questione Berlusconi, al di là del fatto che siamo anche lì un paese anomalo, perché sulle questioni personali di un leader politico c'è stata il Parlamento nel bene o nel male ha vissuto e compartecipato a quelle vicende per molti e molti anni, quando invece le vicende personali dovrebbero star fuori, perché altrimenti la commistione vicende personali, vicende politiche rendono ingestibile la vita pubblica. Però, sempre parlando delle storture di questo paese, è piuttosto paradossale che uno che si fa i festini con i soldi suoi a casa sua prende 7 anni di galera e chi causa una strage sulla nave Concordia prende 2 anni di galera. Veramente un'anomalia della Repubblica delle banane, perché alla fine uno che ci pensa capisce che quando uno dice sono perseguitato, se uno pensa che la giustizia dovrebbe essere proporzionale, in base alla colpa che commetti ti prendi la condanna. A Verona e in tante altre città a chi si rivolge al mercato della prostituzione gli dai 450 euro di multa. Berlusconi si è preso 7 anni di galera e chi ha fondato la Concordia si è preso 2 anni, quindi per questo dico siamo un paese dove la giustizia evidentemente sono saltati i parametri. Però tornando allo svuota carceri e quindi tornando alla questione giustizia, allora, ho divagato io. Ho divagato anch'io, perché insomma era una cosa che secondo me andava detta come riflessione. Allora, sempre dati numerici, se uno si va a guardare il costo di un detenuto in Italia e un costo per detenuto, perché uno dice lo svuota carceri, qual è la ratio? È quella di dire, siccome in Italia abbiamo un costo del sistema carcerario altissimo e siccome in Italia abbiamo troppi detenuti, 50 e rotti mila, e allora la soluzione per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri è quello di liberare i delinquenti, che insomma è una cosa, è come se qui in centro a Cervia ci fosse un semaforo dove alcuni passano col rosso e causano incidenti, e la soluzione è quella tolgo il semaforo. Ecco, questa è la stessa cosa, la stessa logica dello svuotacarceri. Dicevo, se uno va a guardarsi il costo per detenuto in Italia e il costo per detenuto negli Stati Uniti, gli Stati Uniti in proporzione hanno 5 volte gli abitanti grosso modo dell'Italia e hanno quasi 20 volte le persone sottoposte a misura detentiva. Negli Stati Uniti un detenuto costa un decimo, la gestione di un detenuto costa un decimo che in Italia. Perché? Per una serie di motivi, perché in Italia la gran parte delle strutture carcerarie sono carceri di massima sicurezza. Li conoscete, li vedete, insomma, con un sacco di cemento, un sacco di cemento armato, ferro, sbarre, un sacco di personale, perché la gestione di quelle strutture è estremamente complessa e costosa e spesso la gran parte di chi sta nelle patrie galere sono persone che ci stanno 1 settimana, 1 mese, 3 mesi. La soluzione quindi qual è? Non è quella di liberare i delinquenti, perché anche l'ultima volta che hanno fatto l'indulto il risultato è stato che chi è uscito l'80% prima ha commesso una serie di reati, dopo aver commesso una serie di reati è tornato in galera, tant'è che adesso siamo esattamente ritornati a quei numeri. La soluzione qual è? Non è neanche quella di costruire altri carceri di massima sicurezza, perché costano un casino di soldi e sono stati pensati in un'epoca diversa, quella del terrorismo, a quella dove c'era un altro tipo di criminalità, la mala del Brenta e quant'altro. Una soluzione che dico da sindaco: noi abbiamo in Italia un sacco di caserme dismesse. Se tu utilizzi le caserme, se andate a guardare i carceri americani come sono impostati, per il tipo di detenuti, ovvio che, ripeto, alcuni, pochi, quelli sottoposti al 41 bis, i delinquenti veri, li devi tenere in strutture diverse, ma la gran parte di chi sta nelle carceri italiane, se tu sistemi qualche caserma dove c'è un casino di spazio, dove li puoi far lavorare, dove ti costerebbero molto meno, dove come negli Stati Uniti la vigilanza e la gestione delle carceri è privata, l'affidano a privati, costa molto meno che farla gestire al pubblico e ripeto, e là la gestione di un carcerato costa un decimo. E guardate che il far lavorare i detenuti non è che sia un dispetto, perché se uno va a visitare le carceri, una delle cose che ti dicono la gran parte dei detenuti con i quali ti confronti, che siccome alla fine hanno un'ora d'aria al giorno e in effetti nelle celle stanno strettini, tutto sommato se tu gli facessi fare dei lavori cosiddetti socialmente utili, gli va pure bene.
perché piuttosto che stare in cella 23 ore su 24 gli conviene andare a lavorare fuori all'aperto, a sfalciare l'erba lungo le strade, a fare dei lavori che servono alla collettività, è meno alienante per loro, imparano un mestiere anziché fare quello che hanno sempre fatto e ripeto, abbatteremo il costo del sistema detentivo di 1/10, lo porteremo a 1/10, in quel modo si risolverebbe la soluzione delle carceri e quindi lo svuotacarceri è una scelta folle, perché con l'esplosione dei furti in appartamento che c'è stata, perché c'è stata a Verona, c'è stata in Veneto, c'è stata in tutta Italia, perché la crisi economica ha portato anche a questo, pensare di andare a liberare alcune decine di migliaia di detenuti che non trovando un lavoro perché non c'è, non trovando una casa perché non ce l'hanno, andranno di nuovo a delinquere per poi tornare in galera, è una scelta che non ha nessun senso.